Lascia il gioco se non vuoi giocare, vieni al computer ad ascoltare la musica. Bravissima Giulia, brava! Lei è Giulia, 14enne non vedente con un grave ritardo mentale. È nata prematuramente con un parto gemellare nell'ospedale di Campo San Piero, ma mentre per la sorella non ci sono state particolari conseguenze, per lei che vive a Marcon con mamma, papà, 2 sorelle e i nonni, è andata peggio a causa di una gestione superficiale, spiega il legale di famiglia, da parte della struttura ospedaliera. Si doveva evitarlo e questo l'hanno detto sia il Tribunale che la Corte d'Appello. Accade un fenomeno che è estremamente noto, che si chiama ROP, cioè una patologia della retina. Se non trova più l'ossigeno con cui si era drogata nelle settimane precedenti, comincia a cercarlo e quindi emette delle sorte di villi arteriosi per cercare sul fundus dell'occhio più sangue per avere più ossigeno. Con quello si accartoccia. Ma, spiega l'avvocato, i medici avrebbero sospeso i controlli oculistici dopo 3 settimane e alla quarta, all'ospedale di Padova, per altre motivazioni, si sono accorti che Giulia aveva perso la vista e non c'era più nulla da fare. A quel punto è stato chiesto e ottenuto un risarcimento. Abbiamo vinto in primo grado ottenendo un risarcimento di circa 1,2 milioni. In secondo grado siamo arrivati a 1,5 milioni più altri accessori per la sorella e per i genitori. E adesso abbiamo fatto ricorso per Cassazione e confidiamo di ottenere un risarcimento più serio. L'obiettivo della famiglia, in attesa dell'ok dal Tribunale di Venezia, è quello di costruire con questo denaro una casa su misura per Giulia, in modo che possa usufruirne anche quando mamma e papà, originario di Arcade nel Trevigiano, non ci saranno più. Il nostro obiettivo primario intanto per il futuro della bambina, per costruire questa abitazione in modo che lei sia su tutto un piano, invece adesso abitando con i nonni è una casa a 3 piani, è molto pericolosa per la bambina, perché adesso già è grandina, comincia ad alzarsi di notte, comincia ad alzarsi anche di giorno da sola e venendo giù per le scale è un grosso problema per noi. Con l'arrivo di Giulia, la vita di ognuno, nonni materni compresi, è stata stravolta. Vivere e gestire le spese, soprattutto sanitarie, con un solo stipendio non è facile. Quando è sera, mia figlia non c'è più con la testa. Noi nonni, finché possiamo, stiamo dietro anche a lei, però dopo non ce la facciamo perché loro hanno bisogno della loro dimensione, hanno bisogno di vivere in un'altra dimensione. E la Giulia, come ha detto il papà, è un angelo e vuole le cose sue, è una bambina che gliela vorrei far sentire cantare.